Non sono bastate le richieste di sospensiva, tantomeno la pandemia, a fermare la proposta di aggiudicazione della gara del gas appannaggio della società miglior offerente. Italgas canta vittoria e prima ancora di entrare ufficialmente in possesso delle reti di distribuzione annuncia investimenti al raddoppio dei clienti. Sconcerto dei sindaci soci di BIM Infrastrutture. Ritengo sarà inevitabile produrre un ricorso al giudice, no? In merito a questa situazione, perché le valutazioni fatte dalla stazione appaltante sulla gara gas, noi come sindaci e anche come infrastrutture riteniamo che sia inadeguata. La prima esigenza è quella di fare chiarezza e ribadire che l'obiettivo principale dei comuni è vedere riconosciuto il vero valore delle reti, tuona Bortolo Sala, che è presidente del comitato di coordinamento dei soci di BIM Infrastrutture, che lo scorso dicembre avevano votato compatti per il ritiro della delega di stazione appaltante al comune di Belluno. Non appena avuto notizia della pubblicazione della determina all'albo pretorio di Palazzo Rosso, Italgas ha dichiarato non ci sono elementi per ulteriori ricorsi. Che cosa fa il giudice anche Italgas? Non l'ho capita questa. È una cosa ridicola, no? Che una parte in causa dica non ci sono elementi. Come non ci sono elementi? Non si darà il giudice se ci sono, se non ci sono. L'unica certezza attuale è il minor valore, ben 15 milioni dell'assegno che Italgas dovrebbe staccare per pagare le reti ai bellunesi, dice Sala, determinato dall'utilizzo di un prezzario errato e stranamente non coincidente con quello ben più remunerativo utilizzato invece per la valutazione degli eventuali investimenti futuri di Italgas. Lo scontro è apertissimo e i sindaci bellunesi si dichiarano pronti ad andare fino in fondo. Noi andremo a finire in tribunale su questa cosa. Se il giudice ci dà torto, noi abbiamo assolto il nostro compito, abbiamo difeso il patrimonio pubblico. Se il giudice ci dà ragione, abbiamo preso 15 milioni in più. Combatterete fino alla fine? Assolutamente sì.